Ciao ragazzi, sapete qual è uno degli aspetti che maggiormente gratifica il mio lavoro? È la possibilità di andare a cogliere le essenze delle storie, la loro autenticità, ovvero catturare quelle piccole sfumature che evidenziano le differenze tra le diverse realtà, anche se magari appartengono allo stesso settore. E ho avuto la riprova anche oggi qui a Castelgomberto, in questa latteria sociale, la latteria sociale Villa, che sembra appartenere apparentemente a un mondo anacronistico, antico, ma in realtà molto coraggioso perché se lo sono costruito loro. E sapete perché dico questo? Perché qui, per esempio, il latte viene lavorato crudo e intero, come si fa da molte altre parti, ma viene lavorato anche appena munto, quindi caldo, e il latte viene portato qui direttamente dai soci, con i loro mezzi, i trattori, con il caricolato, con quello che è. È chiaro che la politica di questa azienda, la scelta meglio di questa azienda, di conseguenza sembra stata quella di valorizzare al massimo la qualità del latte in tutti i suoi aspetti e in tutti i vari passaggi. E vi garantisco, ed è il motivo per cui sono qui, che non è affatto una cosa semplice. Voi avete scelto di lavorare subito il latte appena munto. Perché questa scelta? Beh, è una nostra tradizione, come che erano gli anni passati. L'abbiamo mantenuta. Il latte della sera viene consegnato appena munto, viene raffreddato e messo a fiorare nelle bacinelle. Il latte della mattina appena munto viene consegnato, viene messo nelle caliere caldo, e quello della sera fiorato viene miscelato con quello del mattino caldo, praticamente appena arrivato. È un vantaggio questo per il formaggio alla fine? Sì, sicuramente ci sono dei profumi e dei sapori nettamente superiori a un altro tipo di prodotto, a un altro tipo di lavorazione. Lavorare il latte appena munto presenta molte incognite. La parte principale è che lavori il latte naturale, con tutti i suoi principi, con le sue qualità e a volte anche i suoi difetti. La forza di questo caseificio sono gli allevatori, perché dipende tutto dall'alimentazione delle mucche. Poi se c'è bisogna saperlo interpretare il latte, come tutti i casari devono saperlo interpretare. Quindi c'è un rapporto continuo, immagino, con gli allevatori. Sì, anche perché essendo tutti del paese è una grande famiglia e quindi se il caseificio va bene, vanno bene anche le stalle. La stragrande maggioranza del formaggio asiago DOP che viene prodotto e venduto è il fresco, mentre lo stagionato, come quello che vedete qui, queste sono forme di asiago stagionato, rappresenta circa il 10%. Questa latteria qui a Castelgomberto ha deciso di produrre soltanto il formaggio asiago stagionato. Significa quindi lavorare molto sulla qualità del latte, che è un requisito basilare per chiunque comunque voglia lavorare in questo settore. Più integro è il latte, migliore sarà la ricchezza, la complessità, la qualità del formaggio finale, e questo è chiaro. Quello che è meno ovvio e anche meno semplice è capire quale sia il percorso, le difficoltà che lo caratterizzano per arrivare a ottimizzare tutto questo, perché è lì che ci si distingue, si fa la differenza e si afferma anche un'identità produttiva. Perché sembra un mondo immobile questo, in realtà l'evoluzione c'è continuamente, soprattutto a partire dalle stalle. L'alimentazione è a base di fieno e dopo sicuramente ci sono i mangimi finiti, è chiaro, però non ci sono gli insilati, i prodotti fermentati, e questo alla fine è la sostanziale, differenza del nostro prodotto, dell'asiago, dell'asiago stagionato. Voi fate solo quello, solo l'asiago stagionato. Sì. Come mai questa scelta? Ma questa è stata una scelta ancora dei nostri padri. Una volta noi producevamo anche l'asiago fresco, poi per scelta si è deciso di lavorare solo col stagionato. Chiaramente lavorando solo col stagionato si è dovuto lavorare anche nelle stalle per il discorso qualitativo, sul discorso spore, coliformi, alimentazione, per non avere problemi di gonfiori nei formaggi. Quindi c'è stato un progressivo miglioramento nella qualità anche delle stalle? Sì, senza alcun dubbio sì. Un notevole miglioramento della gestione, dell'alimentazione e anche dell'aspetto del benessere, dell'accudimento degli animali. Chi sono i produttori? Chi siete voi?
Allora, i produttori sono, diciamo, avevano dei padri e dei nonni che facevano questo lavoro, quindi è stato un discorso tramandato di padre in figlio. E poi, diciamo, questo lo dico con orgoglio, abbiamo anche un giovane che è venuto praticamente, diciamo, da un'altra zona della nostra regione e ha acquistato dei terreni in collina e ci ha chiesto di consegnare il latte da noi. Che segnale è questo, Davide? Beh, sicuramente è un gran bel segnale, perché abbiamo bisogno di stalle di giovani che continuano con la nostra tradizione fondamentale per continuare con il caseificio. I soci sono l'anima della latteria. Sono pochi perché in tutto sono 7 e vengono direttamente qui dal circondario, e quando dico direttamente vuol dire davvero pochissimi chilometri di distanza rispetto alla latteria, 4 o 5. E c'è una caratteristica che li contraddistingue e che anch'io ho potuto riscontrare venendo presto qui la mattina. Ogni socio produttore porta in latteria il proprio latte e con i propri mezzi, e questo da sempre. E portano il latte caldo, praticamente appena munto, che così viene unito a quello della sera prima, che però ha passato la notte nelle vasche di affioramento. Ma da questa unione poi nasce il latte che entrerà nelle caldaie. In ogni caldaia poi usciranno circa 13 forme di Asiago DOP ricavato da una dozzina di quintali di latte. E veder lavorare Massimo e i suoi collaboratori è sempre uno spettacolo. Dopo l'estrazione e la formatura, le forme sono pronte per iniziare il lungo percorso di stagionatura che dura minimo 90 giorni, ma che può arrivare anche un anno, 2 o addirittura di più. Il formaggio durante questo periodo conosce un'evoluzione importante, una maturazione, perché è in questo arco di tempo che maturano e si intensificano i profumi e i sentori di questa terra, che sono portati primariamente dal latte e che poi sono tradotti materialmente dal casaro in formaggio. E il ruolo del casaro in questo, naturalmente, è essenziale. Lavorare il latte crudo e non pastorizzato può mica sembrare rischioso? Sì, è rischioso, però lavorarlo crudo ti risalta tutte le qualità del latte. Diciamo che la pastorizzazione, secondo me, è un paracadute, però rinunci a delle qualità del latte. Lavorarlo crudo hai il latte naturale. E come sicurezza? Come sicurezza noi facciamo tanti controlli in autocontrollo tramite il laboratorio ARAV e anche con il servizio veterinario. Dopo bisogna dire anche che questo formaggio è un formaggio stagionato, non viene commercializzato, viene tagliato, viene mangiato non prima dei 90 giorni. Quindi nel processo di stagionatura, se c'è qualche batteria, qualcosa di anomalo che non fa bene, diciamo, quella stagionatura viene eliminata. Cosa vuol dire per te fare il casaro in una realtà come questa che, per tipologia di produzione, conferimento diretto, eccetera, sembra fuori dal tempo o anacronistica? Allora, io ho iniziato 30 anni fa. Mio zio era il casaro e io da bambino ho iniziato a lavorare sulla latteria. Diciamo che è casa mia. E non è mai cambiato niente? Magari qualcosina, ma il principio sono quelli, i principi, le linee base sono quelli. C'è un orgoglio in quello che mi stai dicendo? È un po' sì.
La chiave di lettura di questa realtà è la specializzazione, che nel corso degli anni è stata silenziosa ma ineluttabile, perché è considerata imprescindibile per garantire alle aziende sopravvivenza, futuro e competitività, perché non si è trattato soltanto di modernizzare le tecnologie nelle stalle come nel caseificio, ma di intervenire soprattutto nella scelta di percorsi chiari, rigidi e severi, improntati all'innalzamento qualitativo. Quali altri prodotti realizzate? E realizziamo la cacciatona, che è un latte intero, e le cacciottine, le speziate e il praderia. Praticamente questi sono tutti prodotti a marchio QV. QV significa? QV significa che ci sono dei parametri più restrittivi nell'alimentazione, dei prodotti da inserire e per il benessere dell'animale e anche perché si trasmette nel latte. E dall'altra parte ci sono dei parametri più restrittivi nella carica batterica e nelle cellule somatiche, cioè quindi un latte più salubre. Io dico sempre che il futuro sta nella tradizione. È così per voi? Per noi sì, sicuramente, se no anche io e anche gli altri soci non faremo questo. Perché ci crediamo e ci è stato trasmesso così. Perché diciamo ci è stato insegnato così e più passa il tempo più ci crediamo e vogliamo continuare.